alto gradimento, ogni suo intervento ha fatto grande la sua regione, il consenso è unanime. Provo a pensare ad un sostituto, ma un altro nome no, solo il Doge e il presidente. Veneto, libero, e tutta Italia si invidia Zaia. Libero, Veneto, e alto gradimento, ogni suo intervento. Tu sei l'orgoglio che ci riempie di dignità, modello di efficienza e guida per la libertà. È un'ovazione ogni volta che tu ci sei, e grazie a lui essere Veneto è fantastico. Oh, ae, oh, ae, oh, ae, oh, ae, oh, ae. Buonasera Veneto Libero, chi ha paura del Veneto abbiamo titolato questa puntata proprio per andare oltre quanto è successo negli ultimi giorni con la puntata di Report che ha attaccato duramente la sanità di questo territorio, le polemiche, la mancanza dell'autonomia. Sono 1285 giorni dal 22 ottobre del 2017, allora per racchiudere un po' tutto e per trovare uno spunto, questa sera abbiamo pensato di tornare un po' su quello che è successo nelle ultime giornate. C'è un'inchiesta della Procura di Padova sul professor Crisanti, un'inchiesta che è partita da una querela del direttore generale Flor, insomma, e quindi è uno scontro politico. L'inchiesta di Report non è stata un'inchiesta giornalistica a tutto tondo, aveva un taglio politico molto preciso per mettere in difficoltà i vertici della sanità del Veneto, che in questi giorni, sentiremo anche Zaia, hanno ovviamente replicato. Allora partiamo da qui, ovviamente poi parleremo delle nuove linee guida, sentiremo che cosa è cambiato, sta cambiando per bar e ristoranti, e ovviamente vedremo anche quali sono i dati delle vaccinazioni. Stanno andando avanti veramente a un ritmo sostenutissimo. Intanto saluto i nostri ospiti, aspettiamo i vostri sms, i vostri WhatsApp. Vedo collegati Alain Luciani della Lega da Padova. Buonasera, buonasera Luciani. Buonasera a voi tutti. In Consiglio Comunale a Padova. Grazie anche a Paolo Benvenu di Solidarietà Ambiente e Lavoro. Buonasera Benvenu. Ecco, c'è il microfono. Ma... Buonasera. Niente, la sentiamo, adesso la sentiamo. In studio saluto e ringrazio Manuela Pagotta, titolare di una scuola di danza a Treviso. La danza, oggi è la giornata internazionale della danza, per cui la danza, come tante altre attività che sono quelle, le attività che fanno la forza della cultura, per non parlare poi dello sport che è in grandi difficoltà. Insomma, oggi è una giornata importante. Parleremo anche di coloro che hanno dovuto rinunciare alla danza per via del Covid. Grazie a Patrizio Miatello, Associazione Zelino Daunara. Buonasera direttore, buonasera a tutti i telespettatori e a tutti i risparmiatori. Ecco, i risparmiatori truffati, ovviamente diciamo non c'è un vaccino vero e proprio, però insomma qualcosa è arrivato e ne parleremo anche stasera. Ivan Palasgo, imprenditore, buonasera Presidente, buonasera. Bentornato, grazie molte. L'economista Francesco Pontelli, professore. Buonasera, grazie per l'invito. Buonasera. Rosa Poloni di Lavoratori Precoci, Grazie Poloni, e Fabrizio Pignalberi, che è il segretario nazionale di Più Italia, Movimento Più Italia. Poi Presidente nazionale. Presidente nazionale. Poi ci spiegherà se è un movimento, un partito, insomma di cosa si tratta, se è anche presente in Veneto, eccetera. Allora vediamo Fabrizio Bazzoni in regia con Marco Gagliazzo. Vediamo il punto del Presidente Zaia questa mattina a Marghera.
Settimane che i contagi continuano a diminuire, ma in questi giorni di riaperture si è visto qualche assembramento da spritz. La prova del 9, spiega Zaia, l'avremo questo fine settimana anche se il meteo sarà avverso. L'indice R/T è di 0,86 e l'incidenza è di 129 casi su 100.000 abitanti. Attenzione che due dati, 0,86 e 129, non è che è da far festa. Siamo gialli, ma non è da far festa. Cioè 0,86 vuol dire che siamo sempre a pochi scalini, a pochi gradini da 1, che vuol dire passare in arancione. Sul fronte vaccini il Presidente rinnova l'appello a chi ha più di 60 anni a prenotare la vaccinazione. Solo nella giornata di ieri ci sono state più di 100.000 prenotazioni tra gli over 60 e ci sono ancora 64.000 posti liberi. Dai 60 ai 69 anni ci sono ancora da vaccinare 458.000 persone su 558.000, 242.000 sono invece prenotati ad oggi. Il portale per i sessantenni resterà aperto fino al 19 maggio. Prima riusciamo a chiudere anche la partita di 60-69, o comunque di chi deve essere ancora vaccinato da sopra i 60 anni, prima chiudiamo, prima apriamo la categoria dei cinquantenni. E a questo punto, se tiriamo forte così, io dico che potrebbe essere l'obiettivo di portare i quarantenni prima dell'estate ad essere vaccinati. In Veneto le forniture di questa settimana sono 151.100 dosi di AstraZeneca, 12.800 Johnson & Johnson, 20.500 di Moderna, 185.000 di Pfizer. Sulla questione poi dell'Europa che non vuole rinnovare il contratto con AstraZeneca a giugno, Zaia spiega. Intanto devono far chiarezza sui richiami. Certo. Perché tu interrompi e vorremmo capire se garantiscono i richiami o se deliberano di fare richiami con vaccini terzi, no? Con Pfizer, Moderna. Inoltre c'è un incremento importante di Pfizer, dopodiché ci si sta avviando ad una stagione autunnale dove i vaccini avranno bisogno di essere ritarati a seconda delle varianti, come accade con quelli anti-influenzali. Ultimo punto toccato riguarda i Recovery Fund. Cercheremo di vedere, di capire, questo è il vero tema del quale si dovrebbe parlare in queste ore, cioè di capire questi oltre 200 miliardi di euro che ricaduta avranno in Veneto. Servizio di Daniela Siezia. Allora io partirei da Padova, perché a Padova è la Procura di Padova che sta indagando sulla questione dei tamponi rapidi e delle mascherine e anche per la querela contro Crisanti. Chi ha paura del Veneto? Scusi, mi sente Alain Luciani? Sì, la sento direttore, la sento. Scusi, non la sentivo. No, chi ha paura del Veneto? È il titolo di questa puntata. Abbiamo visto in questi ultimi giorni un attacco che è partito da una rete pubblica contro la sanità del Veneto, ma poi potremmo appunto tornare sull'autonomia, sui bastoni tra le ruote, no? Che sono stati sempre infilati a Roma, a questa regione. Potremmo citare molti episodi. Beh, insomma, è una bella domanda, in realtà sappiamo già la risposta. Chi ha paura del Veneto? Per i centrali hanno paura del Veneto, perché il Veneto ha dimostrato che una regione può, se determinata e con validi professionisti, fare la differenza. Abbiamo dimostrato che senza chiedere niente allo Stato centrale siamo riusciti a gestire perfettamente, o comunque nel migliore dei modi, quello che è stato purtroppo il dramma della pandemia e del Covid. Abbiamo dimostrato contro tutto e tutti che non è vero che le decisioni devono arrivare dal centro, perché se non c'è una regia centralista la sanità va a pezzi. È l'esatto opposto. Il modello Veneto, così come è stato realizzato, è stato preso ad esempio in tutto il mondo. Insomma, ne ha parlato il New York Times, ne hanno parlato le maggiori riviste internazionali, e per quanto possa essere una macchina, chiamiamola così, perfetta, certamente nulla è perfetto, per cui sicuramente ci sono state delle situazioni, dei momenti di difficoltà, come in tutte le situazioni. Penso ad esempio a quel software a cui c'è stato un inghippo. Io che sono anche un informatico sono pienamente consapevole che i software, i programmi ad esempio possono avere dei problemi. La cosa importante è la risposta, per cui come tutte le cose anche un Ferrari ha bisogno del tagliando, anche il Ferrari ha bisogno di andare dal meccanico quando c'è un malfunzionamento. Quindi come tutte le cose migliori e che si possono ovviamente sempre migliorare, ci possono essere dei momenti di difficoltà, dei momenti di disguidi. Vedo
ad esempio come c'è stato per la questione della vaccinazione. Se vi ricordate, nella prima fase c'erano stati dei problemini, nessuno nega che ci siano, ben vengano gli interventi da parte anche delle opposizioni a sollecitare e migliorare ciò che è stato fatto. Mi meraviglia che ci sia, ma questo ormai purtroppo lo sappiamo, qualcuno che pensa di screditare un colpo un partito politico con la magistratura, un colpo il partito politico con i giornalisti, che non so se questo è davvero un servizio pubblico, perché questa sì è stata una cosa che ha detto anche il nostro governatore. Se il Veneto ha attenzionato tutta questa attenzione, sono andati a fare le pulci e tutto, lecito, giustissimo, ci mancherebbe, nessuno ha paura di essere controllato, verificato. Immaginatevi cosa è accaduto in altre regioni, visto che noi siamo stati pilota per la gran parte del periodo di gestione del Covid, immaginatevi cosa succede nelle altre. Insomma, un po' di buon senso ci vorrebbe, è giusto che la magistratura su questo qui, giustissimo, piena fiducia, massima fiducia, faccia le verifiche, che indaghi, perché è giusto che sia così. Ci dobbiamo pur fidare di qualcuno nel nostro paese, no? Nonostante molte cose non vanno bene, ci affidiamo alla procura che faccia tutto quello che deve fare, che verifichi, perché ci sono tantissimi bravissimi giudici invece che fanno bene il loro lavoro e che sono al fianco dei cittadini. Ecco, lei prima citava il problema dei tracciamenti, dove i positivi risultavano tutti asintomatici, era dovuto appunto ad un problema tecnico che Luciani potrebbe dettagliare, ma insomma ci vuole un po' troppo tempo. Allora vediamo il caso dei tamponi rapidi, con l'indagine della Procura di Padova nei confronti di Andrea Crisanti dopo la presentazione di una segnalazione da parte di Azienda Zero, cioè da parte del direttore generale Luciano Flor. Vediamo. A far partire le indagini una segnalazione che sarebbe stata firmata da Roberto Toniolo, direttore generale di Azienda Zero. Diffamazione alla sanità veneta, sarebbe questo il reato contestato dalla Procura di Padova ad Andrea Crisanti, il direttore della microbiologia dell'Università della città, titolare di uno studio pubblicato a fine marzo sull'utilizzo dei test rapidi. Proprio sui test rapidi il PM padovano Roberto Benedetti sta indagando con l'ipotesi di frode in pubbliche forniture per verificare se la regione sia stata truffata dalle aziende farmaceutiche che avrebbero venduto test poco efficaci. Secondo Azienda Zero, braccio operativo della regione, le critiche dello scienziato al sistema di prevenzione della diffusione della pandemia e in particolare all'uso dei test rapidi avrebbero gettato discredito sulla sanità veneta. E sul caso dei tamponi rapidi è tornato il presidente del Veneto, Luca Zaia. Noi abbiamo semplicemente aderito alle indicazioni dei tecnici, che deve essere chiaro, rispetto a una diagnostica per lo screening che è utilizzata da tutte le regioni a livello nazionale e a livello mondiale. Punto. Se qualcuno dimostrerà, come si dice, nero su bianco, che questa diagnostica ha delle dichiarazioni di performance diverse da quelle reali, a questo punto c'è un problema rispetto al produttore, immagino, no? Il presidente Zaia e l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin riferiranno martedì prossimo in commissione regionale con i tecnici. Con i tecnici, ecco, servizio di Chiara Gaiani. Chiedo a Paolo Benvenu, c'è uno scontro anche qui tra maggioranza e opposizione sulla quella che sarà la presenza di Luca Zaia in Consiglio regionale, non in Consiglio regionale ma in Commissione Sanità, e non da solo ma con i tecnici, anzi andrà in Commissione Sanità perché gli era stato chiesto di venire da solo in Consiglio regionale, non con i tecnici, non vogliono i tecnici in Consiglio regionale, allora ci sarà questo rapporto di Zaia nella quinta commissione. Cosa c'è, Benvenu, cosa c'è dietro questo scontro? Lei giustifica questo attacco alla sanità del Veneto? Lo trova che sia un attacco fondato su dei fatti e che sia un attacco non politico ma giornalistico? Ma guardi, io non mi, come dire, penso che qua ci sia una gran confusione, cioè che sia in piena attività il teatrino della politica, cioè che si guarda ad alcuni aspetti senza andare alla sostanza.
Io penso che intanto vada fatta una riflessione abbastanza netta. Tutti i meriti, insomma, che ha avuto il professor Crisanti penso che non debbano essere dimenticati. Io vorrei ricordare che mentre il professor Crisanti preparava la necessaria attività per contenere il virus nel Veneto, si riforniva dei reagenti per i tamponi acquistandoli anche all'estero, dialogava col presidente della regione per acquistare i macchinari necessari, e da questa è nata l'importanza, insomma, della vicenda di Vo, insomma, il tracciamento, la lockdown, la zona rossa, eccetera. La dottoressa Russo, nella stessa serata in cui a Schiavonia si scoprivano finalmente intendo nel senso che dopo 15 giorni si andava a fare una verifica su 2 persone che manifestavano sintomi che potevano essere ricondotti al Covid, e veniva verificata la presenza del Covid nel nostro territorio, la professoressa Russo stava andando, se non sbaglio, per sua stessa dichiarazione in vacanza. Quindi lasciamo perdere, insomma, cioè non facciamo, diciamo, di chi è stato eroe all'inizio di questa pandemia, insomma, oggetto di attacchi assolutamente fuori luogo. Il professor Crisanti come il professor Galli hanno sempre segnalato che era necessario essere molto cauti e molto attenti nelle decisioni che venivano prese a livello nazionale e anche a livelli regionali rispetto alla pervasività, alla potenza di questo virus. E mi pare che avessero messo in guardia rispetto a quello che poi è successo in conseguenza di quelle che sono state le decisioni prese durante l'estate, eccetera. Sulla questione del Veneto, io non credo che il problema sta qua a discutere, anche se ha una sua rilevanza, il tema dell'utilizzo o meno, della validità o meno dei test diversi da quello molecolare. È evidente a tutti che c'è una diversità e ovviamente i dati non hanno la stessa valenza, ma non è questo il punto. Il punto vero è che per un mese e più nel Veneto c'è stato un livello di contagi e di mortalità, 4.000 morti in un mese, che non potevano essere non visti né dalla sanità regionale né dal governo nazionale, dal Ministero della Salute. Per me le responsabilità della vicenda che ha visto nel Veneto quel picco assolutamente intenso di mortalità, di contagi, che è stato fra novembre e dicembre, prima che si entrasse in zona rossa a Natale, eccetera, doveva avere una risposta. La risposta doveva essere, come dire, unanime, data sia dal livello nazionale che dal livello regionale, perché era una realtà assolutamente, come dire, fuori da quelle che sono le misure minime, insomma, della diffusione di un virus. Guardate che nello stesso periodo in Germania, con un quarto di morti e di contagi, decidevano il lockdown. A me questo mi pare una cosa folle, che stiamo qua a discutere su questioni certamente sono importanti, che andranno verificate. Dice il coprifuoco, spostare di un'ora dalle 22 alle 23, insomma, tutti questi dettagli. Guardi, tutte queste questioni sono questioni che si discutono e si dibattono, ma non guardano la sostanza. Cioè, il punto vero è che noi abbiamo avuto nel Veneto una mortalità straordinaria, cioè 4.000 morti, ripeto, perché si capisca, 4.000 morti in poco più di un mese, con ogni giorno punte di 100 morti e contagi assolutamente fuori controllo, con la sanità che stava andando al collasso. In quella situazione né il Presidente né il governo regionale né il governo nazionale sono intervenuti. A me non mi interessa niente questa discussione
questo scontro, diciamo, il centro-sinistra che sta in regione, che è presente in Consiglio regionale, doveva intervenire in maniera determinata in quel momento, non 4 mesi dopo, adesso che c'è stata la trasmissione di Report. Che i fatti erano già chiari, evidenti, e questo è il punto. Io penso che questo sia un punto dove ciascuno cerca di trarre un vantaggio politico, però la realtà resta quella. Noi abbiamo lasciato morire migliaia di persone perché siamo rimasti in zona gialla, e la responsabilità di questo è condivisa dalla Giunta regionale del Veneto e dal governo nazionale. Quindi lo scontro fra la Lega e il centro-sinistra in questo caso ma è veramente teatro della politica, non c'entra nulla con la sostanza. La responsabilità è di chi non ha agito e aveva gli strumenti per poter agire. Lo ripeto e finisco: il governo nazionale e il governo regionale. Quindi tutte le chiacchiere sulla grande capacità, resilienza della sanità veneta hanno un fondamento sul fatto che c'è stato ovviamente un forte impegno delle strutture sanitarie pubbliche, però sul piano delle decisioni politiche siamo su tutto un altro terreno e bisogna finirla con questa discussione. Bene, ovviamente poi ci torniamo. Vorrei aggiungere, sempre per non essere tacciati così di parzialità, che un altro caso sconcertante anche dal punto di vista mediatico è il sottosegretario della Lega Durigon, che si fa avvicinare da un giornalista e che va a dire che il generale della finanza che sta indagando sulle questioni della Lega l'abbiamo messo noi. E questa è un'altra intervista rubata come quella con Florno, quella telecamera nascosta. Quindi questi politici sono anche, al di là del fatto che ha detto una cosa molto grave che andrà chiarita, ma dico, sono anche degli sprovveduti, parlano con un giornalista e dicono delle cose che non dovrebbero dire così in diretta, diciamo, no? Comunque mentre c'è una registrazione. Allora, Presidente, tanto vediamo le linee guida così come le hanno annunciate oggi l'assessore Manuela Lanzarin. Vediamo cosa ha detto. L'ok è arrivato ieri dalla conferenza delle regioni, approvate le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, parliamo di ristorazione e cerimonie, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici e di divertimenti ed anche congressi ed eventi fieristici. La conferenza ieri le ha quindi approvate da parte della conferenza e poi il Presidente Federica le trasmetteva al Ministero proprio perché siano prese in considerazione per le riaperture, per quelli che sono i passaggi successivi, chiedendo anche un anticipo rispetto ad alcune scadenze. Centri commerciali, ad esempio, aperti sabato e domenica e negozi all'interno riaperti in zona gialla da subito. Parchi tematici è stato chiesto di anticiparne la riapertura al 1° giugno. L'assessore Lanzarin ha poi inoltre parlato delle case di riposo. Sulla riapertura e i nuovi ingressi è stato completato il lavoro. È emersa sempre ieri, nella riunione di ieri, che c'è una richiesta anche della Lombardia che ci sia però un orientamento uniforme e comune. Abbiamo avuto mandato, ha terminato, di riscrivere delle linee guida uniformi uguali per tutta Italia, tenendo anche conto delle entrate in vigore del Green Pass. E questa era Daniela Sizzia. Presidente, allora l'accusa fondamentalmente era quella: avete fatto in modo che si restasse in zona gialla e questo ha favorito l'aumento dei morti, l'aumento dei contagi, no? Adesso tra l'altro siamo ancora in zona gialla, resteremo ancora in zona gialla. Io rispondo subito alla sua domanda, direttore, mi consenta però di fare una considerazione, perché proprio mi esce dal cuore, come no? Certo. Dal cuore, dal fegato, dalla milza, dai polmoni, dal cervello, mi esce da tutto.
Allora, io non do giudizi sul presidente Zaia, perché può piacermi o meno, può essere bravo o non bravo, comunque ha avuto l'80% di consensi alle ultime elezioni e in democrazia il consenso è una pietra tombale su tutte le polemiche, perché è stato scelto, punto. Poi ha lavorato bene, ha lavorato male, decideranno gli elettori la prossima volta che andiamo a votare se premiare il suo partito oppure no. Però non me ne voglia, direttore, perché non voglio essere scortese con questa emittente che mi ospita così graziosamente di frequente. Ho sentito la canzonetta dell'inizio, no? Sì, vabbè, posso anche sorvolare, ma c'è un passaggio che mi impedisce proprio di tacere, laddove dice che Zaia ha fatto il Veneto grande. No, 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 no e no. Il Veneto è grande dai suoi 11 secoli di storia, il Veneto è grande perché è stata una superpotenza di allora che ha resistito da sola alla Lega di Cambrai, il Veneto è grande perché ha avuto ambasciatori come Foscari, come Mocenigo, come Gradenigo, come Bembo, il Veneto è grande perché gli Stati Uniti d'America sono venuti con Jonathan Jefferson, spero di non sbagliare il Jonathan, comunque con un Jefferson, sono venuti a Venezia a studiare l'ordinamento giuridico della Serenissima Repubblica per ispirarsi, per costruire l'ordinamento giuridico degli Stati Uniti d'America. Il Veneto è grande perché gli Stati Uniti d'America hanno chiesto, fra i primi paesi europei a cui hanno chiesto di essere riconosciuti a livello internazionale e di scambiarsi gli ambasciatori, l'hanno chiesto alla Serenissima Repubblica. Quindi il Veneto è grande, è immenso grazie ai veneti. Poi Zaia, in quanto veneto, ha dato anche lui il suo contributo? Sono sicuro di sì. Ma da questo a dire che Zaia ha fatto grande il Veneto, senza nulla togliere a Zaia, per carità, non voglio essere irriverente con Zaia. Quella è una canzone sì, ma per carità, non è un opinionista, è uno che si è messo lì a direttore, stretto. Ma io mi scuso anche di questa mia intemerata, le chiedo scusa, direttore, però proprio non toccatemi il Veneto, punto. Il Veneto è grande di suo, punto. Detto questo... Detto questo, perché proprio mi usciva dal cuore. Siamo d'accordo, nel senso che non può essere attribuita solo a Zaia, diciamo, il merito di... Sì, ma poi passa il messaggio subliminale. Allora, veneti, siate orgogliosi di essere veneti, perché siete veneti, punto. Per quanto riguarda le linee guida, io capisco che la conferenza delle regioni, così come ha detto la Lanzarin, ha deciso di fare, ma qua siamo in presenza di una finta apertura, direttore. Io non entro nel merito se doveva essere fatta, se bisognava chiudere, se doveva essere gialla, arancione, rossa, non perché non abbia le mie idee, ma perché il discorso sarebbe ampio e porterei via tempo, farei l'istrione e ruberei tempo agli altri miei colleghi di parterre. Qua siamo in presenza di una finta apertura, perché un conto avere i posti all'aperto a Rovigo, no, un conto è avere i posti all'aperto sull'altipiano di Asiago. Ma chi volete che vada a pranzare con 3 gradi sopra lo zero di temperatura all'aperto? O i vacua tutta da sci nel mese di maggio, oppure quelli continuano a restare chiusi. Allora adesso c'è questa campagna vaccinale, ne usciremo, secondo me non ne usciremo mai da questa situazione. Verrà modificata, ci saranno delle modifiche, ma non ne usciremo mai. Per un motivo molto semplice, direttore e cari telespettatori, perché questa situazione fa comodo a un gruppo di persone. Ci sono un gruppo di persone che si sono arricchiti in modo spudorato grazie a questa situazione. E siccome questo gruppo di persone non sono quelli che abitano nel pianerottolo vicino a noi nel condominio, sono persone che a livello globale sono in grado di manipolare i mezzi di informazione, sono in grado di manipolare le politiche, hanno tutto l'interesse a mantenere questo stato di cose, perché faccio mie le parole che ha detto l'onorevole Sara Cunial.
in un suo intervento alla Camera dei Deputati, quando ha detto: guardate che Falcone, che lo commemoriamo perché è giusto commemorarlo, però dopo averlo commemorato bisognerebbe che ci ricordassimo anche quello che ha detto e che ha scritto. Falcone ha detto che la mafia si nutre di emergenza, la mafia si nutre di dissesto, la mafia si nutre di disagio economico e noi stiamo provocando un disagio economico che sarà molto difficile recuperare, anche con o senza sto recovery fund cosiddetto, che tutti strombazzano: oh, che bello, è come se qualcuno, un marziano, arrivasse dagli anelli di Saturno con la sua astronave e ci desse 200 miliardi. Ragazzi, quello è debito. Quello è debito pubblico. Allora, se fino a ieri dicevamo che il debito pubblico era il babau di tutti i mali, quei 200 miliardi sono altro debito pubblico che facciamo, sui quali pagheranno i nostri figli. Allora, nessuna paura del Veneto, qualcuno ha scritto: a Roma interessa solo il portafoglio del Veneto, ha ragione l'imprenditore, il Veneto è, è grande a prescindere da Zaia. Vediamo il Gazzettino, nuove linee guida delle regioni, tutte le regole per bar, ristoranti, cinema, centri benessere, matrimoni e cerimonie. Vediamo cosa ha detto l'ex presidente di APT Jesolo, che proprio andando contro le restrizioni ha voluto aprire come stabilimento balneare di elioterapia in modo da girare le chiusure che sono state decise dal governo. Vediamo. È l'albergatore di Jesolo che a un mondo fatto di divieti e restrizioni si sostituisce con un mondo fatto di relazioni. In Soldoni ha deciso di posizionare ombrelloni, sdraio e lettini nel suo stabilimento balneare e di aprire già con il ponte del prossimo 1° maggio, ovvero prima della riapertura ufficiale del 15 maggio. Data ufficiosa e decisa tra amici al bar Dice. Piazzerò alcune postazioni, un centinaio di postazioni, per far vedere che Jesolo è ancora aperta, è ancora viva. Già aperta la cassa dello stabilimento, tra l'altro l'unico di tutto l'Arenile ad essere pronto con i suoi picchetti a posizionare le diverse migliaia di ombrelloni. Non ho paura di essere sanzionato perché sono nelle regole, perché oltretutto anche il servizio di salvataggio io ce l'ho privato, posso iniziare in qualsiasi momento. E a differenza degli altri che devono aspettare altri enti che incominceranno non prima del 15-20 maggio. Io apro come stabilimento di elioterapia specifica. Perciò io posso aprire, i clienti possono andare in spiaggia, prendere il sole, prendere l'aria e nessuno me lo può vietare. Nell'orgoglio, nella passione, nello spirito guarda oltre e non solo grazie alla vista panoramica in cima al suo centro benessere, ma nella più radicale delle scelte in questo lungo anno di Covid, nella prospettiva di una auspicata ripresa. Abbiamo i bagni autopulenti, abbiamo gli ombrelloni a telecomando solare, abbiamo le cassette di sicurezza no touch con il braccialetto e la novità grossa di quest'anno che metteremo anche dei lettini che, con le vibrazioni e con che il cliente sotto l'ombrellone può anche sentire la musica. Allora, servizio di Anna Maria Parisi. Professor Pontelli, in tutto questo si sta vedendo di capire quel recovery plan, è stato presentato a Bruxelles questo piano di rinascita e resilienza dell'Italia dopo una lunga discussione, e uno dei motivi per cui si parla di un Veneto che viene in qualche modo così ostacolato, trascurato, è che una buona parte di questi miliardi saranno destinati al sud, no? La gran parte, no? Io adesso non vorrei esprimere un giudizio su questo piano perché fino adesso si sono visti solo riassunti sui giornali. Sì. Oggi il Sole 24 Ore ha presentato per grandi linee i 6 temi principali e io ho guardato francamente gli investimenti nella rete ferroviaria e francamente manca il potenziamento della linea Padova-Bologna
che sarebbe uno dei principali corridoi da potenziare in assoluto. C'è il Brescia-Padova, ma non il Padova. Ma Brescia-Padova è una cosa che viene fatta in ritardo, ma era stata decisa precedentemente. Sinceramente aspettiamo magari qualche modifica, però credo che questo sia il testo definitivo. Sinceramente il Veneto raccoglierà ben poco, molto poco. Probabilmente, spero di no, è un gioco per dare mano libera in previsione delle Olimpiadi 2026. Può anche darsi che al Veneto gli sia stato detto: ti diamo poco, però tu hai le Olimpiadi, quindi i finanziamenti alle Olimpiadi, che se fosse sarebbe una cosa abbastanza grave, perché già col decreto montagna il Veneto ha preso pochissimo, viceversa a favore del Trentino Alto Adige. Per adesso diciamo che sotto il profilo delle prospettive del solo Veneto è abbastanza deludente. In termini generali bisogna sempre vedere poi le cose come si fanno, perché ribadisco, io sento Brunetta dire che il 70% di incremento del PIL arriverà dalla pubblica amministrazione, dalla sua digitalizzazione. Lui parla al netto di chi ha gestito, cioè della forza lavoro che lavora adesso nella pubblica amministrazione, gente che fino all'anno 2 anni fa si premiava, si dava come buoni premi produzione il fatto di aver usato le email. Ora che questi qua diventino automaticamente produttivi e diano un incremento mi sembra veramente un'affermazione alquanto infantile. Tenete presente, tra l'altro, io parlo di dati ovviamente precedenti alla pandemia, dato il 1999, l'anno 0, l'anno 100, il sistema imprenditoriale, il sistema industriale italiano ha aumentato la produttività di 27 punti. La pubblica amministrazione da 100 è tornata a 87, ne ha persi 13, 12,5. Quindi invertire questo trend di perdita di produttività solo attraverso strumenti digitali mi sembra piuttosto semplicistico. Aspettiamo poi effettivamente, faccio l'ultima cosa, non vedo nessun accenno alla politica industriale. Cioè non esiste. Non esiste la politica industriale. Nella digitalizzazione c'è una politica di turismo, non esiste nessuna politica di incentivazione fiscale per il reshoring produttivo, cioè la riduzione della filiera che persino Confindustria dopo un anno ci è arrivata, che non si può più fare una vita in Vietnam, la brugola a Hong Kong e poi farla avvitare a Refrontolo. Perché? Perché il mercato chiede maggiore velocità, perché i costi sono molto più alti rispetto anche a prima della pandemia, per cui bisogna ridurre la filiera. Di questo non se ne parla. Pensate che Biden invece ha reso ancora più ferreo il protocollo per i Made in USA e sta investendo in politica industriale. In questo Recovery Fund termine industria è inesistente. Sì, 4.0 che sono dei rimasugli, ma di politica industriale, di nuova ricerca e creazione di posti di lavoro non si riesce a capire. Quindi di questi 248 miliardi non si capisce ancora quali saranno dati a sostegno delle imprese, insomma, o no? Figuriamoci se si parla di qualche riduzione della pressione fiscale, questo è proprio altro fattore del quale non c'è traccia. Non c'è traccia della produzione industriale, non c'è traccia di riduzione fiscale. Si aspettano le riforme, però vivere di attese la vedo quanto. Intanto facciamo debito. Certo. Perché la gente crede che ci li regalano. No, assolutamente. Allora andiamo avanti perché abbiamo tanti ospiti, tanta carne al fuoco. Vediamo, abbiamo chiesto ai vicentini cosa pensano delle prospettive in questo momento per quanto riguarda la sconfitta del Covid. Le vaccinazioni in Veneto stanno andando avanti davvero a ritmo molto serrato. La prima regione in Italia per numero di vaccinazioni finora fatte. Vediamo cosa dicono i vicentini. Vediamo. La campagna di vaccinazione è abbastanza capillare. Sarà questa che ci libererà dal Covid? Speriamo tanto, c'è tanto bisogno. Intanto ho prenotato il vaccino per papà, 10 di maggio, quindi insomma. Quindi sarà questa la strada? Speriamo di sì. Non ne ho idea, ce lo auguriamo però, perché dopo un anno di questa vita credo che siamo tutti abbastanza stanchi, no? Almeno la speranza. L'importante è che insomma la popolazione partecipi attivamente e che si creda nella scienza e non alla pura teoria umana.
speriamo di uscirne presto e speriamo un po' tutti, perché mi sa che siamo un po' tutti stanchi. Io penso che per tornare alla libertà purtroppo dovremmo passare tutti per questa strada, non ce ne sono altre. Personalmente credo che non ce ne siano altre, dico la verità, perché quando arriveremo veramente tutti vaccinati credo che avremo finalmente un calo proprio del contagio. Forse vaccinare più prima l'età media e i giovani che magari non rispettano le regole, piuttosto che partire dalle persone più fragili e anziane. Penso che non ci sia rimasto niente altro e quindi è l'unica speranza che abbiamo e penso di sì. O perlomeno lo spero. Magari, speriamo, ma non credo, anche perché il vaccino dura, mi pare, 6 mesi, quindi ogni anno bisogna ripeterla, non so. E poi con tutte queste varianti che escono, insomma, il virus si rafforza sempre di più e quindi il vaccino bisogna continuare a rifarlo. E sono stata tanto male, malissimo, anzi, ho fatto 40 giorni non belli. Un paio d'anni sicuri, perché se dura solo 6 mesi ci vorranno un paio d'anni prima di uscire da questa situazione. Armiamoci di santa pazienza. Intervista di Angelica Montagna. Armiamoci santa pazienza, e santa pazienza hanno avuto e stanno avendo i risparmiatori truffati. No, in qualche modo la vicenda dei risparmiatori truffati anche nei rapporti Stato-territori è abbastanza attinente a quella della pandemia, no? A mio tempo. Sì, diciamo, intanto voglio precisare, perché ho visto un messaggio, ci sono stati diversi messaggi di risparmiatori che hanno preso il 30% e c'è stato un messaggio che dice ma sono spariti con reddito di cittadinanza. No, non è sparito. Allora, il fondo è partito fortunatamente con gli anticipi, perché se non partiva con gli anticipi non sarebbe mai partito. Fortunatamente questo anticipo è arrivato a 30.000 persone, con questo hanno potuto fare una previsione di spesa. Con questa previsione di spesa hanno dato il via al 100%. Sono stati tutta una serie di passaggi molto articolati che dovrebbero insegnare qualcosa. Perché io dico dovrebbe insegnare qualcosa? Il fondo, la cancellazione delle 2 banche venete più altre 2 banche venete, in totale 11 banche a livello nazionale, hanno praticamente portato via 320.000 persone, famiglie, tutti i risparmi di una vita. Quando io sono partito con questo progetto, io mi ricordo che tutti dicevano: Miatello, stai sognando. Quando parlavo di conti dormienti, tutti giustamente avevano delle riserve. Siamo arrivati a partire col fondo, ma se siamo arrivati a questo è perché noi facevamo la lista dei suicidi di persone che la facevano finita, perché gli era stato portato via tutto. E sta vicenda è partita dal 2015. Dal 2015 al 18/6/2019, che è stato 2020, che è stato l'ultimo giorno che potevi fare la domanda, su 320.000 risparmiatori ne hanno fatto 144.000 domande, quindi manca oltre di metà di persone che non hanno fatto la domanda. Ci sono tanti motivi, ma il motivo principale è che la gente non c'è più, è stata cancellata o per dispiaceri o per problemi o per questo o per quell'altro. E questo perché? Perché comunque tutta la vicissitudine, nonostante che noi avessimo provato che i conti dormienti c'erano ed era un'anomalia italiana, ed era un'anomalia sull'anomalia, perché questi soldi venivano rubati ai risparmiatori e rimanevano nel sistema bancario. Noi siamo riusciti a fare una legge grazie a tutta la politica, direttore, perché nelle emergenze bisogna che la politica si unisca, perché se non vanno d'accordo o se qualcuno vuole strumentalizzare per mettere la bandierina siamo stati noi, siamo più bravi, come succede nelle associazioni,
Nell'associazionismo non puoi mettere assieme le associazioni, perché c'è sempre qualcuno che vuole fare lo scienziato. Siamo riusciti a far partire il fondo è partito. Dalle 144.000 c'è una media di mortalità da giugno adesso del 10%, quindi sono morte tante persone. Adesso la situazione attuale, sono arrivati oltre 50.000 bonifici, quindi 50.000 persone sono salve, hanno preso i loro soldi. E io da quanto so, da informazioni, entro maggio finiscono il secondo bonifico dell'acconto fino a il primo binario, quelli di 35.000. Stanno iniziando in maniera esponenziale, quindi stanno pagando e vogliono pagare, e faccio un applauso all'ente che gestisce, che è un esempio che tutti gli enti dovrebbero imparare da Consap, perché Consap sta pagando direttori i bonifici, spediscono i bonifici il sabato e domenica, perché si sono resi conto che c'è gente che era stata portata all'estremo della vita prima del Covid. Figuriamoci, c'è gente che aveva un'attività, aveva già perso tutto e adesso è un anno che non lavora. E se a gente che gli arriva il bonifico, gli arriva i 7-8 mila euro e non se ne accorge perché sono in rosso di 10.000, perché questo è il dramma. Quindi per tantissimi, chi ci ha seguito, noi come associazione Ezzelino non abbiamo mai perso tempo. Vediamo questa signora che lei ha avvicinato oggi cosa dice, sentiamo. Si sente Sono seduta, comunque la mente funziona ancora, stiamo aspettando questi benedetti risparmi e Patrizio ce le ha date sempre buone e ha lavorato tanto e quindi aspettiamo. Ormai quelli del 35, sotto i 35 stanno ricevendo tutti i loro risparmi e arriveranno anche quelli oltre i 35. Siamo fiduciosi. Ecco, anche perché come ti arriva adesso, quando ti arriva il bonifico, bisogna fare il miracolo che te cammini subito. Bravo, sì. Va bene, questo era Miatello che ha fatto anche un'intervista. Diciamo che quelli sotto i 35.000 noi siamo arrivati al 95% dei nostri iscritti, quindi entro un mese finiranno i 35.000. Poi verso giugno inizieranno quelli oltre, quindi i 50.000, e quelli oltre i 100.000, parliamo di patrimonio immobiliare, andremo ad agosto. Ecco, quello che io voglio dire è che l'unione della politica e anche da parte delle associazioni che abbiamo fatto capire il dramma dovrebbe insegnare che in una situazione come quella che stiamo vivendo, non è uno scherzo quello che stiamo vivendo, penso che qualcuno se ne sia reso conto, forse tardi, e a questo punto faccio un appello, vedete di prendere in mano la situazione e di fare unione per risolvere i problemi, tutto qua. Allora, vediamo il caso dei banchi a rotelle che sono stati stoccati nei magazzini della provincia di Padova e sono rimasti inutilizzati. La Corte dei Conti ha chiesto chiarimenti a Palazzo Santo Stefano, che ha fornito una relazione dettagliata. E poi andiamo da Rosa Polona. Non c'è nessuna indagine, c'è una richiesta di chiarimenti datata 24 marzo della Corte dei Conti sulla questione banchi. Eccoli i banchi incriminati che inizio febbraio le nostre telecamere avevano ripreso stoccati nei magazzini della provincia di Padova. Fermi, non ci sono dubbi, sul procedimento giuridico amministrativo che ha portato all'acquisto su precisa richiesta della Corte dei Conti di Venezia, l'organo di controllo regionale, la provincia di Padova ha inviato tutta la documentazione. Abbiamo già dato corso e ancora nei giorni scorsi penso che qui si concluda la vicenda
in maniera dal punto di vista dell'aspetto giuridico amministrativo. Abbiamo indicato nel dettaglio tutti gli estremi dei lotti di fornitura dei banchi, abbiamo fornito precisamente tutte le richieste che ci sono pervenute dai presidi e abbiamo fornito anche le informazioni su quelli che sono i banchi rientrati da alcune scuole che poi non li hanno voluti. I banchi fermi, 345, sono a disposizione delle scuole che ne faranno richiesta. Banchi che nell'incertezza con cui si sono mossi i passi durante l'estate 2020 in vista della riapertura degli istituti erano stati indicati dal Ministero e avevano ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie. Questa è una scelta politica, anche a me non piace, se dovevo fare questa scelta non l'avrei fatta e sono disponibile ogni qualvolta me lo chiedesse di fornire tutta la documentazione tecnica e con me sono disponibili il direttore generale, tutti gli uffici a fornire tutto nel dettaglio. Allora, il presidente della provincia di Padova Fabio Bui. Rosa Poloni, allora qui si tratta di capire di che scontro si tratta, no? In pratica è uno scontro tra aperturisti e oggi si dice chiusuristi, no? Cioè l'aperturismo viene dal centrodestra, Salvini, e qui mettiamoci dentro anche le regioni del nord, invece le chiusure arrivano diciamo dal governo dal centro-sinistra, cioè dal governo Draghi, soprattutto dal ministro Speranza, che incita sempre, come dire, alla prudenza, che vuole mantenere il coprifuoco alle 22, forse ci sarà una deroga a seconda di come andranno le curve. È questo lo scontro, cioè anche tra nord e sud? No, io volevo intanto rispondere a Miatello che è il governo Conte che ha fatto partire i ristori, cioè non è tutta la politica. Il governo Conte, Alessio Villarosa, ha dato una buona spinta. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Quindi i banchi sono stati comprati da Azzolina e poi la provincia di Padova ne ha comprati altri, quindi senza sapere che arrivavano quelli dell'Azzolina. Non si parlano fra enti, è questo il problema, non si parlano. La politica, colpa di Roma, ma non si parlano. Tutte le conferenze Stato e Regioni non si parlano, o si parlano e non si ascoltano, perché questo dobbiamo... Il Veneto non ha paura di nessuno. Conte ha avuto 400 denunce, se anche Zaia ne ha una, dov'è il problema? Si indaga e le persone stanno tranquille, perché la politica è fatta per rispondere, perché nessuno è nato già imparato. Siamo qui per imparare, ascoltare e correggere, e continuamente dobbiamo confrontarci con tutti, anche con le minoranze, perché non possiamo pensare di essere saper tutto, capire tutto. Dobbiamo ascoltare le persone, perché da quando non si ascoltano le persone, che poi Zaia ha fatto benissimo, però se poteva far meglio, se potrà far meglio una prossima volta, ascoltiamo. È stato eletto, deve rispondere in consiglio, deve presentarsi. Nella scorsa legislatura è stato assente il 90% dei consigli regionali. Ho capito che deve far lavorare tanto, che lavora bene, non possiamo imputare nulla di questo, però bisogna anche rispondere agli altri. Cioè, io quando faccio un'interpellanza, una mozione al comune di Montebelluna come minoranza, il sindaco risponde. Cioè non è che si incazza, risponde. Noi a Montebelluna abbiamo chiesto quanti erano i morti Covid, ci ha dato i dati, ci ha detto, ce li ha dati pubblicamente, cioè non è che non rispondono, la maggioranza non deve rispondere. Il rispetto delle minoranze fa parte della legislatura. Poi Report ha fatto un'inchiesta, ma ha fatto un'inchiesta anche sulla Lega Nord e Lega Salvini. Quindi vediamole tutte. Report è un'inchiesta giornalistica, non è un'inchiesta della magistratura. Ho capito, ma quello è il taglio. Quello smuove le acque per capire se c'è o non c'è. Poi non è lui che dà i giudizi. Chi lo guarda, non lo guardano tutti, non lo guardano tutti. Lo sai che è di parte, però è un'inchiesta giornalistica, diamogli il peso giornalistico, capiamo. Che se anche le persone non parlano è perché le persone che lavorano non possono dire, sono anche responsabili al codice deontologico, non possono dire tutto. Le inchieste giornalistiche molto spesso si fondano su persone che non possono parlare. Le inchieste di mafia, mica i mafiosi possono andare a dire al giornalista così e colà.
parlano in anonimato e poi sta alla magistratura a indagare e sentire in anonimato, non davanti a un giornalista, le persone. La magistratura può sentire le persone, in TV non si mandano tutti. Quindi poi questa storia... Magari non con le telecamere nascoste, insomma, quello non è molto... lo sappiamo che si gioca, cioè giocare con le telecamere nascoste a volte si... Sì, a Striscia alla Notizia le Iene è comprensibile, ma su una rete nazionale che ha milioni di spettatori, servizio pubblico... Che quello è il pensiero, il problema non è la telecamera nascosta, è il pensiero che c'è dietro, perché io non direi mai una cosa come quella che ha detto Durigon oggi, perché non la penso, cioè vuol dire che la pensa. Fluor che ha detto qua i tamponi lo sapevano che non erano sicuri come i molecolari, se no non c'erano i molecolari, se bastavano per cui anche capire che potevano non essere fatti le RSA, ma cioè sarà un modo per andare avanti e capire dove si è sbagliato per migliorare la prossima volta, perché qui non ne usciamo più. Bisogna andare avanti ed ascoltarci, non essere chiusi, non pensare. La magistratura probabilmente indaga, non andrà a nulla di fatto o capirà che non pensiamo neanche che il mondo sia tutto bello e buono, c'è chi ci vuol guadagnare in tutte le epidemie, in tutte le disgrazie. Guardi Rosa, la magistratura indagherà giustamente sui tamponi rapidi, però come ha indagato, come si indaga nel Veneto, allora deve indagare in Emilia Romagna, in Piemonte, ha indagato il servizio di report, era anche in Sicilia, il servizio di report parlava anche della Sicilia, quindi in tutti i paesi del mondo, per cui l'inchiesta sui tamponi rapidi, faccio una facile previsione, finirà in una bolla di sapone. Posso dire la mia? Magari mi sbaglio, però prego. Posso dire la mia, però sulla frase che ha detto l'onorevole Durigon, io vorrei vedere una presa di posizione della Guardia di Finanza. Per ora non c'è stata. Cioè, il fatto che, ammesso che sia vero, e probabilmente magari non lo è solo stata una sparata da bar sport ai quali siamo abituati, ma se io sono comandante della Guardia di Finanza, io apro un'inchiesta interna immediatamente e lo dico a tutti quanti per capire se quel generale veramente è andato là su pressione della Lega, perché se così fosse vuol dire che le forze armate sono parte del sistema politico e questo sarebbe la cosa più grave in assoluto. Molto grave. Certo. Basta. Abbiamo visto con Palamara, cioè, quindi diciamo delle prospettive possono essere anche abbiamo visto cose che voi umani neanche potete immaginare. Torniamo però, siccome si parlava di Lega, torniamo da Alain Luciani. Non si sente. Ci sente? Sì, mi sentite adesso? Sì, ecco, adesso sì. Ok, perfetto. Ma in merito a cosa, direttore? No, diceva adesso il professor Pontelli questa questione di Durigon, del sottosegretario all'economia e alle finanze, dovrebbe esserci una presa di posizione della Guardia di Finanza su questo, no? Sul fatto che abbia detto l'abbiamo messo lì noi. Ci sarà, credo che il comandante della Guardia di Finanza dovrà ovviamente dire qualcosa, no? Non può passare. Sicuramente, direttore, vabbè, dopo una dichiarazione che diventa pubblica, penso che per logica sarà così, però anch'io penso che siano le tipiche sparate che si fanno a volte ingenuamente in realtà, è capitato, penso, a ognuno di noi andare a volte in un bar, fare una battutina e poi pensare che sia finita lì. Capita a volte anche con dei giornalisti, si crea un rapporto quasi stiamo parlando di sottosegretario di un ministro, non è come quando vado io al bar che dico ragazzi ho vinto la Coppa del Mondo di sci perché ero bravo. Qua stiamo parlando, posso dire la mia, si pretende da un sottosegretario del governo un comportamento adeguato alla carica che ha. Se non è in grado di fare il sottosegretario, che si dimetta, perché lui si comporta come se fosse al bar sport e al bar sport non c'è, perché è a Roma e siede al governo. Il fatto stesso che non capiate voi stessi della Lega la differenza tra fare una sparata al bar sport e farla al governo è gravissimo,
bravissimo, invece di isolarlo e dire che ha detto una stupidaggine e che potrebbe anche rassegnare le dimissioni in quanto è inadeguato all'incarico che ricopre, quello di dite tanto una sparata, e allora diciamole tutte così, tanto siamo al governo, cosa vuol dire? È come quando si è voluta fare una demagogia all'infinita perché Salvini era andato a bere il mojito in spiaggia. Ma cosa c'entra? Chi l'ha fatta quella? Non era una cosa, io sto mica parlando, io stavo parlando di Salvini, non fare di un mazzo tutto, rimani sullo specifico, rimani sullo specifico. Durigon, secondo te è adeguato a fare il sottosegretario? Uno che spara al vero così? Posso dirti, io Durigon ho avuto occasione di conoscerlo a un incontro pubblico che si è tenuto a Vigonza. Adesso siete... Ma dai, ma rispondi alla domanda! Aspetta, fallo. Scusami, perché sennò così... Io ho conosciuto Durigon, che ho scoperto che tra l'altro il cognome è proprio di origini venete. Vabbè, chiaro, dove che sia. Di Veneto, che è parlato dai suoi genitori a Latina, perché fu all'epoca una colonia, se volete, veneta, per Mussolini, che portò lì i veneti. Durigon, io mi sono trovato una persona preparatissima, disponibilissima. Se lo chiami al telefono ti risponde, e non è così scontato che quando chiami un politico di un certo livello ti risponde al telefono, se non può ti richiama. Può aver fatto una caduta di stile, per carità, siamo esseri umani, cioè non è che i politici sono all'improvviso, voglio dire, dei marziani in terra, che quando qualcuno magari anche un po' sotto pressione ti fa delle domande, che ti rompe le scatole, gli fai la patatina apposta per mandarlo via. Cioè a chiunque di noi è successo nonostante tutto di dire anche scusatemi il termine, una puttanata. Per carità, avrà sbagliato, non poteva risparmiarsela. Certo, sono consapevole anch'io, è successo a tutti noi, un po' come le fake news. Qualsiasi dei politici è caduto in una fake news sui social, cosa facciamo? Diciamo che non è adeguato, che deve dimettersi, cioè è un essere umano, come tutti gli altri, sbaglia, avrà detto una stupidaggine, se ne assumerà anche la responsabilità, per carità, non è che stiamo qua. Dal punto di vista professionale è un gran professionista, io l'ho conosciuto, devo dire la verità, disponibilissimo, e se è stato messo lì, non è stato messo lì per equilibri politici, è stato messo lì perché è una persona molto competente. Guardate, io a Padova, ad esempio, sottosegretario, prima c'era Massimo Bitonci, qualcuno può dire qualcosa nel contrario di Massimo Bitonci sulla sua professionalità? Nessuno. Di certo Bitonci è un essere umano come lo sono io, e se ci incontriamo con qualcuno può capitare che magari anche per stizza diciamo una stupidaggine. Senta Luciani, niente di così sconvolgente. Dobbiamo fare sempre i perbenisti anche quando non serve a niente. Senta, diceva Rosa Poloni, la politica dovrebbe rispondere, no? Però Zaia andrà martedì in Consiglio regionale, in Commissione Sanità, con i tecnici, quindi non ha detto che non risponderà, ha detto se volete delle risposte dettagliate e chiarificatrici io mi porto dietro i tecnici. Lei come la vede? Che io concordo pienamente sulla modalità. Io stesso, quando ero assessore a Padova, quando c'erano delle situazioni anche nei consigli comunali, la consigliera lo sa benissimo, quando ci sono alcune situazioni particolari ci sono sempre i dirigenti del settore che aiutano l'assessore eventualmente a rispondere a alcune domande molto tecniche ai quali non è dovuto nemmeno che possa dare una risposta precisa. È giusto questa modalità, dimostra che il politico non è un so tutto io, ma bensì un politico è bravo se ha al suo fianco dei bravi dirigenti, dei bravi funzionari che sono in grado di aiutarlo anche a rispondere a delle domande. Non ci vedo niente di male, in ogni consiglio comunale lo vediamo, vicino agli assessori ci sono sempre i dirigenti, qui è anche nelle commissioni consigliari, lo sa benissimo anche la consigliera, per cui è giusto, e sono concorde con lei, l'ho detto anche nel mio intervento, e anche grazie alle sollecitazioni delle opposizioni, io sono in opposizione a Padova, che anche le maggioranze riescono a governare meglio, e guai se qualcuno pensa di limitare il potere, come è successo invece nei consigli comunali per anni, limitare il potere delle opposizioni, perché presto tardi l'opposizione ci si va tutti. Allora vediamo cosa ha detto Durigon oggi, appena è scoppiata la bagarre in aula, quando si è saputa la notizia. Vediamo. Claudio Durigon, sottosegretario all'economia, esponente di spicco della Lega, fedelissimo di Matteo Salvini, e i fatti sono questi. Una inchiesta giornalistica realizzata
realizzata dal sito Fanpage di oltre 20 minuti, punta il dito contro presunti comportamenti inopportuni operati dallo stesso Durigon nell'ambito dei suoi rapporti istituzionali e personali, ricostruendone l'ascesa politica nella Lega, a cominciare dal sindacato UGL. Ripreso da una telecamera nascosta, Durigon vanterebbe, circa le indagini riguardanti la Lega, la facoltà di poter condizionare un generale delle Fiamme Gialle. Immediata la risposta del Carroccio, che respinge ogni illazione. Il sottosegretario Durigon è al lavoro e ha già presentato 10 querele. Ma alla Camera sale la tensione. Proprio per la gravità di questi fatti, di questo contesto, che noi chiediamo qui in aula l'intervento del ministro Franco, perché qui c'è bisogno di chiarezza, qui c'è bisogno di trasparenza. Sono soltanto delle inchieste giornalistiche, da un punto di vista giudiziario non c'è niente. Cari colleghi, qui dobbiamo essere garantisti sempre, non a giornate alterne. Basta con questa logica di essere forcaioli contro la politica. Sospendo la seduta per 5 minuti. Si sfiora la rissa con diversi esponenti grillini che chiedono le dimissioni di Durigon, contro il quale potrebbe essere formulata una mozione di sfiducia, fatto che, è facile immaginare, toccherebbe direttamente gli equilibri di governo. Ma no. Allora, Fabrizio Pignalberi, che è presidente nazionale di Più Italia. Allora, intanto ci racconta il movimento, come si colloca, come nasce? Sì, allora nasce nel 2019 come movimento. Io provengo da Fratelli d'Italia e fino al 2 febbraio 2021 abbiamo avuto e mantenuto un patto federativo con Fratelli d'Italia e dal 2 di febbraio siamo diventati un partito a livello nazionale. Ci collochiamo nel centrodestra e niente, e stiamo su tutto il territorio nazionale. Scusi Pignalberi, senta, avete qui in Veneto come siete rappresentati? Qui in Veneto siamo strutturati in tutta la regione veneta e ci sono dei dirigenti di anche alto livello, tanti provengono da Fratelli d'Italia, i quali hanno fatto un lavoro veramente grandissimo in soli 2 mesi già pronti per lanciarci per le prossime tornate elettorali. Ecco, perché siete usciti da Fratelli d'Italia? Beh, io sono uscito da Fratelli d'Italia perché comunque non mi stava più bene la politica portata avanti da Giorgia Meloni, anche con le varie entrate della vecchia politica, e quindi andare in giro a sbandierare Fratelli d'Italia ma riportare indietro la politica che ha danneggiato l'Italia non mi andava bene, quindi ho preferito uscire fuori direttamente e creare un nuovo movimento poi diventato partito, che sia la politica alternativa. Beh, posso fare una domanda? Mi permette, direttore? Insomma, le rubo il lavoro. Sì, veramente dovrei farle io le domande. Comunque sì, faccia pure. Cioè, ma Più Italia a cosa serve? Cioè il vostro movimento, che logica ha? A cosa serve? Dove vuole arrivare? Che programma ha? Cosa vuole ottenere? Allora, Grazie direttore, mi scusi. Mi pare che gliel'avessimo già chiesto comunque. Allora, Più Italia si è collocata in tutto il territorio nazionale, vuole arrivare ad avere voci in capitolo e vuole essere una politica alternativa a quella attuale ma dice tutti alternativi. Non mi sembra tanto, anche perché da quello che si vede già solamente in questa regione, se questa è una politica alternativa, ahimè, credo che veramente abbiamo delle problematiche. Per carità, che avevamo più Europa, che avevamo Italia nostra, Italia viva, noi con l'Italia, l'Italia che vuole... Ma Italia nostra, adesso più la Italia... problematica credo che non sia quanti partiti o chi sia il partito, la problematica è che ognuno che fa politica ha perso il proprio ideale, perché se ben abbiamo capito da Roma la destra e la sinistra si divide una poltrona, magari in Veneto vanno a scontro, quindi io credo che proprio la politica, a prescindere dalla bandiera, abbiano perso i propri ideali. Io in quegli ideali ci credo e volevo far sì che la mia sia una politica alternativa e tutti i miei dirigenti che rappresentano il mio partito a livello nazionale.
Va bene, allora maxi sequestro, siamo sempre a Padova e poi Luciani magari ci racconta anche il caso della polizia locale che aveva fermato un energumeno e insomma ci sono state polemiche piuttosto vivaci. Qui si tratta del sequestro di 7 milioni di mascherine e saturimetri non conformi agli standard di sicurezza da parte dei finanzieri. Vediamo. Sequestrati oltre 7 milioni di prodotti tra mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione individuale FFP2 e saturimetri non sicuri per la salute, accompagnati da certificati non validi in Europa o falsificati. Un arsenale pari a 8 tir di merce ritirata dal mercato. L'intervento dei finanzieri del Comando Provinciale di Padova ha permesso di scoprire un'illecita joint venture tra due imprese, una società e una ditta individuale gestite da cittadini cinesi operanti nella zona industriale di Padova. Usavano una base logistica comune dove stoccare milioni di beni prodotti in Cina, sdoganati in altri stati dell'Unione Europea tramite una società tedesca e una spagnola che li trasferivano alle imprese italiane. Il legale rappresentante della prima società con sede a Padova è stato denunciato alla Procura della Repubblica per frode in commercio e vendita di prodotti contraffatti. Il titolare della seconda, ditta individuale con sede a Treviso, riconducibile allo stesso centro di smistamento, è stato segnalato alla competente Camera di Commercio per aver fornito in etichetta indicazioni fuorvianti. Nel mirino delle fiamme gialle è finita anche una società di Codevigo dove sono state sequestrate 215.000 mascherine pubblicizzate come pediatriche ma in realtà realizzate per essere utilizzate dagli adulti. Allora, il servizio mi pare di Luisa Bertini. Vediamo il Gazzettino, nuove linee guida delle regioni, tutte le regole per bar, ristoranti, cinema, centri benessere, matrimoni e cerimonie. Manuela Pagotta, dicevo prima, Miatello, scusi, se parla con l'ospite non posso farle la domanda. Stavo dicendo, Manuela Pagotta ha una scuola di danza che si chiama Danze Insieme a Treviso. Oggi è la giornata internazionale della danza e voi siete tra coloro che, insomma, ho visto e vedremo anche un filmato, un video dove le sue allieve ballano anche all'aperto, no? Sì, sì, anche perché non abbiamo, fino adesso non avevamo altra possibilità che non ballare all'aperto. Abbiamo sfidato il periodo di fino a ottobre, fino alla fine di ottobre abbiamo potuto fare in presenza e poi ci siamo attivati con delle lezioni online. E abbiamo visto quanto questa passione di questi ragazzi ha oltrepassato ogni limite, cioè le bambine attaccate alla sedia o al termosifone per seguire le lezioni. Abbiamo cercato di dare a loro una continuità perché secondo me è fondamentale dimostrare che la vita continua e forse noi sottovalutiamo il fatto che i bambini dicevano ma sì dai stanno a casa, ma quello che sta creando nella psiche dei ragazzini, parliamo di bambini, di ragazzini, ma anche di ragazzi più grandi e di adulti, questa sospensione di questa attività veramente è una... Guarda, questa bambina è l'esempio proprio, il cagnetto gli ha detto stai fermo perché se no la sedia si muove, per un'ora il cagnetto è stato fermo per dare la possibilità a questa bambina di fare degli esercizi. Per me è una cosa commovente, cioè le bambine che non riuscivano nella connessione e con le lacrime dicevano maestra non ti vedo, cioè e io ho uno staff insegnanti che devo dire, questi abbiamo fatto proprio per l'inizio della primavera per dare un esempio, questi ballano al parco, per tutto l'inverno abbiamo ballato all'aperto e abbiamo cercato di dare a loro proprio un'idea che la vita continua può essere anche più bello, gli abbiamo dato una speranza di un futuro migliore. Questo l'abbiamo fatto l'altro giorno, l'abbiamo dedicato a tutti voi, a tutte le persone che ci seguono e con la primavera di Vivaldi deve essere veramente una primavera della danza, di tutto il mondo dello sport che non aspetta altro che aprire le porte. Adesso con la bella stagione riportiamo i bambini a fare le lezioni
Io per fortuna ho la possibilità di avere una scuola con una terrazza, con un giardino, però abbiamo, secondo me, sottovalutato proprio il fatto di questo arresto, che è un arresto proprio... Senta, perché si è parlato moltissimo di quanti hanno dovuto chiudere le palestre, le piscine, però delle scuole di danza in effetti non si parla non si niente, parla, si parla delle scuole di danza. E nella danza ci sono i bambini piccoli, che è il nostro futuro, i bambini che soffrono in questo momento per non poter diciamo, continuare la loro passione. C'è un incremento, abbiamo fatto una riunione di tutti gli insegnanti di danza d'Italia, c'è un incremento dei 36%, e lo sapete perfettamente perché è scritto dappertutto, dei suicidi. I suicidi sono dettati anche dal fatto di questa chiusura all'interno di una casa, e i bambini si fermano, i ragazzi stanno nel divano, sono a tu per tu con il loro computer, il loro tablet, e abbiamo dimenticato i rapporti sociali, che sono la cosa fondamentale. Cioè, guardare una persona negli occhi non è la stessa cosa di vederla tramite il computer. È vero che ci sono ormai il mondo di internet è pieno di lezioni di danza, di fitness, ma non è la stessa cosa. Ecco, molto spesso si vedono in rete proprio corsi di danza via web, no? Sì, ormai anche i grandi... Avete fatto dei corsi in remoto oppure Noi abbiamo fatto di tutto, dai bambini piccoli, e con i piccoli è molto difficile. Abbiamo diciamo, incominciato dai bambini un pochettino che riescono almeno a seguire un pochettino di lezioni, e adesso però abbiamo seguito tutti i corsi, dal classico, moderno, contemporaneo, hip hop. Ci sono dei bambini che hanno ballato nella camera, lo spazio era limitato, però ci siamo attivati e forse abbiamo capito noi come insegnanti quanto è importante lo spazio. Cioè, quando torneremo forse questa cosa ci fa valorizzare ancora di più, e forse i ragazzi apprezzeranno ancora di più quanto è importante il rispetto dell'altra persona, il rispetto dello spazio, il rispetto soprattutto della salute, che in questo momento, se vengono a ballare con la mascherina, non si tolgono la mascherina neanche negli esercizi difficili. Questo sono un esempio, no? No, sono un esempio veramente da ammirare, sì. E per quello che dobbiamo, secondo me, sensibilizzare proprio tutti nel cercare di far tornare questi ragazzi a una vita normale. Lei fa corsi anche per persone più per adulti o solo per ragazzi? Dai 3 agli 85 anni. Vabbè, quindi tutti quanti, insomma, no? Parlavamo, sentiamo parlare di bambini. Il corso proprio delle persone più incentivate è il corso over 60 della mattina, che diamo la possibilità a queste persone anziane di muoversi, e per loro veramente è una linfa vitale. Si trovano 10 minuti prima per parlare, si trovano mezz'ora dopo, e questa gli diamo veramente un senso. E il movimento, a parte il fatto che il movimento fa bene a tutti, attraverso il movimento noi miglioriamo anche dei disturbi fisici e ci portiamo, perché dicevano mens sana in corpore sano, perché è una sacrosanta verità. Allora, dottoressa, poi ovviamente ci torniamo, grazie per ora. Voltiamo pagina, purtroppo è una pagina di cronaca nera, ed è una tragedia sul lavoro questa mattina a Montebelluna, con un giovane operaio di 23 anni che è morto schiacciato da un bancale di ponteggi che si è staccato dalla gru. Vediamo. La disperazione di genitori che hanno appena perso un figlio di 23 anni. Mattia Battestetti, schiacciato da un bancale di ferri per impalcatura, precipitato da diverse decine di metri mentre veniva sollevato da questa gru. Immagini dell'ennesimo incidente sul lavoro accaduto questa mattina intorno alle 8:30 in via Magellano, a sud degli orti urbani di Montebelluna. Teatro della tragedia questo cantiere dell'impresa Bergamin, che per alcune fasi della costruzione si avvale di ditte specializzate, come per l'innalzamento dell'impalcatura e l'Altedil di Trevignano, dove era assunto il giovane Mattia.
Oggi, come da qualche giorno, il 23enne era al lavoro tra i 2 condomini in costruzione e stava passando da un manufatto all'altro con un collega. Poi, ma questo è il vaglio dei rilievi dello Spisal, questo cavo d'acciaio si sarebbe strappato. Ho sentito un tonfo e subito pensavo che fosse caduto magari un'armatura, un pannello. Era un colpo forte e dopo si è sentito arrivare i pompieri, l'ambulanza. Allora ho previsto che c'era qualcosa di più serio. 15 quintali di ferro tra centine, ponti e rinforzi sono precipitati addosso al giovane Mattia, che in quel momento si sarebbe trovato proprio sotto al bancale in sollevamento, sfiorando invece il collega uscito illeso dall'incidente. Nulla da fare per i soccorsi arrivati dal vicino ospedale, il 23enne sarebbe morto sul colpo. Subito sono stati avvertiti la mamma Monica, che fa l'insegnante, il papà Giuseppe, che lavora in ospedale. Entrambi successivamente sono stati portati al pronto soccorso per lo stato di grave prostrazione dopo aver visto quanto era accaduto al loro figlio. Disperazione anche dalla sorella Anna, che più tardi ha voluto vedere di persona dove era morto suo fratello. Solo nella tarda mattinata la salma di Mattia Battistetti è stata recuperata dall'ammasso di ferro e lamiere, mentre i rilievi dello Spisal sono proseguiti fino al pomeriggio per stabilire le esatte cause della tragedia. È una tragedia che ha colpito ovviamente tutta la città e ha ovviamente colpito il sindaco reggente Elzo Severin, che lo ha ricordato tra le lacrime. Vediamo. Sindaco, commento questa tragedia. Scusate. Le lacrime del sindaco reggente raccontano il peso della tragedia che ha colpito oggi non solo una famiglia ma l'intera comunità di Montebelluna. Mattia Battistetti viveva con i genitori in via Monfener, nel quartiere di San Gaetano. Alternava al lavoro l'attività di volontariato con la Croce Bianca comunale. Un bravo ragazzo di buona famiglia, genitori molto presenti, il papà lavora in ospedale, la mamma è un'insegnante. Per cui una famiglia assolutamente ottima, diciamo, ecco. I nonni sempre presenti. Sono commosso perché li conoscevo il ragazzo, tragedia, incredibile. Era stato un mio assistito fin tanto che sono stato medico, insomma, finché ho avuto la convenzione con la medicina generale. Le indagini di Spisal e Carabinieri ora accerteranno se ci sono state negligenze o se questa morte è probabilmente causata da quel cavo spezzato nel momento in cui stava passando sotto Mattia Battistetti sia conseguenza della somma di diverse tragiche fatalità, anche se inammissibili. Non è pensabile al giorno d'oggi che succedano cose di questo genere, quindi crediamo che serva intervenire rapidamente per investire davvero sulle attività ispettive, perché le leggi ci sono i regolamenti, c'è la formazione, ma bisogna evidentemente che i cantieri, i luoghi di lavoro siano controllati, che ci sia un sistema ispettivo nel territorio che forse in questi anni abbiamo troppo tralasciato. Allora, Paolo Benvenu, durante la prima ondata si era detto ma non ci sono più incidenti sul lavoro, ce ne sono di meno perché le aziende adesso sono chiuse, dimostrazione che appena riaprono si contano morti, no? Se ne sono contati tanti, a prescindere poi dalla pandemia e dalle aziende chiuse o aperte. Ma questo è un aspetto tragico della realtà con cui ci dobbiamo confrontare. Io condivido totalmente quello che ha detto Atalmi. Nel Veneto, ma in tutta Italia, siamo assolutamente carenti dal punto di vista dei controlli sul lavoro, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo è un punto drammatico perché noi abbiamo visto, insomma, in questi anni la curva degli incidenti e soprattutto dei morti sul lavoro aumentare. Noi in realtà non è che li chiamiamo incidenti, sappiamo che ci sono delle cause vere, molto spesso legate alla fretta con cui si fanno le operazioni, alle condizioni in cui si lavora, molto spesso nelle aziende, insomma, questo capita perché non c'è un controllo
e si punta soprattutto a fare in fretta, ad essere più produttivi. Insomma, io ho fatto l'operaio, sono stato in fabbrica e devo dire che ai miei tempi il controllo sulla sicurezza che veniva esercitato dagli stessi lavoratori, dai delegati, dai rappresentanti sindacali all'interno delle aziende era particolarmente efficace. Adesso mi pare, insomma, che in questa condizione in cui il lavoro viene precarizzato, insomma, e la centralità del profitto, insomma, è, come dire, il primo obiettivo, insomma, poi si pagano anche le conseguenze. Senta Benvenu, purtroppo c'è l'immagine frizzata per cui sentiamo la voce, ma insomma l'abbiamo sentita. Poi non adesso... so perché è andata via, però insomma non capisco. Vabbè, non si preoccupi. Ma credo che importante sono le cose che sto dicendo, sì, più che quelle che... Ma certo, soprattutto in queste circostanze. Io voglio anche dire che ad esempio noi il 1° maggio faremo a Padova una manifestazione, più che una manifestazione sarà un momento, insomma, di ricordo di 2 lavoratori, peraltro immigrati, ma questo non fa assolutamente nessuna differenza, che sono morti alle acciaierie venete e sono morti perché sono stati, come dire, colpiti dalla ghisa fusa, insomma, ecco, cioè da una fuoriuscita di ghisa, insomma, nell'impianto in cui stavano lavorando. È spaventoso. Io credo che il tema, io ho visto prima e mi è piaciuto moltissimo e ho anche condiviso le parole dell'insegnante di danza. Le ho condivise perché penso, insomma, che la bellezza, la cultura, la possibilità, insomma, di avere momenti, insomma, alti di cura di sé, ma anche di sviluppo, insomma, di quelle potenzialità che sono proprie di tutti gli esseri umani, sia un elemento fondamentale. È un tema che riguarda la vita, riguarda l'esistenza di ciascuno di noi, però vorrei anche che avessimo Benvenu, purtroppo ormai non la vediamo neanche più perché è scomparsa l'immagine e si sente solo una voce. Abbia pazienza, vediamo di ripristinare il collegamento, se no tanto aveva, mi pare, quasi concluso il suo ragionamento. Okay. A tra poco. Presidente, allora, sulla sicurezza nelle aziende. Guardi direttore, queste notizie ti tolgono le parole, perché come si fa a commentare la morte di un ragazzo di 23 anni? Per pudore bisognerebbe stare zitti e basta sul fatto, poi dopo andare ad analizzare, andare a vedere, fare i controlli e tutto. Io sono assolutamente certo, ci mancherebbe altro, sarebbe una bestemmia da parte mia dire il contrario, della buona fede di Benvenu. Però vorrei ricordare a Benvenu, non possiamo prendersela sempre col profitto, perché se l'impresa non fa profitto non sta in piedi. Il profitto è indispensabile, solo che deve essere un profitto corretto. Io adesso non so cosa è successo. Siccome sono nato nei cantieri, ho visto la fune, c'era un cavo che pare fosse... Sì, che pareva. Io per carità sono molto perplesso sulle possibilità che un cavo del genere, che sono sottoposti a collaudi periodici, che possa essersi rotto, anche perché il carico che ho visto non era poi straordinario, 15 quintali
non sono un'esagerazione. Però, ripeto, non lo so cosa sia successo, non voglio fare il saputello. Però una delle prime regole è non sostare sotto i carichi sospesi. Appunto, è una delle prime regole che si impara in corsi di sicurezza. Scusa, no, sono morte 32 persone in 3 mesi nel mondo del lavoro. Sono d'accordo, è ovvio che non bisogna sostare sotto. Posso finire adesso? Glielo dico da imprenditore. Al di là del profitto, no profitto, controlli che naturalmente a me è successo 25 anni fa, 20 anni fa più o meno, che un operaio è caduto da 6 metri d'altezza perché non aveva la cintura, cioè ce l'aveva ma non l'aveva agganciata, certo. Perché poi bisogna anche andare a vedere, no? Mi hanno telefonato, io non ero in cantiere, mi hanno telefonato, guarda che Tizio, perché non voglio fare il nome, Tizio è caduto, oddio, siccome conoscevo il posto, conoscevo l'altezza, fra me e me ho detto questo è morto. Mi creda direttore, le parlo con il cuore in mano, io ho preso la macchina, di corsa sono andato in cantiere, io ho pregato il Padre Eterno che mi portasse via tutto quello che ho, tutto quello che avevo, tutto, purché quel ragazzo non fosse morto, perché al di là di quello che si può pensare degli imprenditori che sono squali, che sono sciacalli, che pensano solo ai soldi, avere un dipendente che ti muore su un cantiere ti lascia un peso sulla coscienza di cui non ti liberi più, soprattutto se è un ragazzo giovane così. È terribile. Allora, vediamo il 1° maggio che è imminente, un minuto di silenzio è stato osservato in memoria di Mattia Battistetti proprio dai sindacati che hanno presentato le celebrazioni per il 1° maggio e hanno detto mancano gli ispettori Spisal. Vediamo, sentiamo. Non poteva cominciare altrimenti la presentazione del 1° maggio a Treviso. Con la morte di Mattia Battistetti la cronaca irrompe nell'analisi del mondo del lavoro della Marca, già spossato da un anno di Covid. Non è più accettabile che in una società civile progredita come riteniamo sia la nostra, anche in provincia di Treviso, succedano ancora morti sul lavoro, non è più accettabile. Da qui la richiesta urgente di implementare il numero di ispettori dello Spisal. Dai numeri che noi abbiamo mancano ancora 14 persone per arrivare a regime. Mancano dal 2018, cioè almeno dal 2018, quando la Regione ha promesso di sanare questa falla, che è una falla importante. Dall'ULSS 2 arriva però a stretto giro di posta la rassicurazione. Ne assumeremo altri, servono soprattutto per accompagnare le aziende, cioè quello che noi vogliamo è creare una cultura di educazione, di responsabilità. Certamente il Covid ha rivoluzionato il tema già delicatissimo della sicurezza. Solo tra gennaio e febbraio sono state 2.946 le persone nella Marca che hanno contratto il virus sul luogo di lavoro. Sulle 17.000 a livello regionale, 5 i decessi a causa del virus, 8 su 10 sono donne, personale sociosanitario innanzitutto. Non a caso la festa del lavoro di CGIL Cisle UIL si terrà sabato mattina alle 10 davanti al Cafoncello, coi sindacati, anche il sindaco Mario Conte e lo stesso Benazzi. Il numero sarà contingentato e l'evento trasmesso online. Un luogo simbolo perché là si è lottato in prima persona. In prima linea contro il virus quindi, ma a fare paura è anche il virus della diseguaglianza. Il virus sta incidendo di più sulle classi più deboli, le fasce sociali più deboli, e quindi aumentano le disuguaglianze, aumentano le povertà. Inevitabile guardare al coinvolgimento dei lavoratori nell'attuazione del recovery plan. Noi dobbiamo avere di fronte un progetto industriale chiaro che possa andare a sviluppare il mondo del lavoro, che attualmente corre il rischio di impattare su quello che potrà succedere nei prossimi mesi. Vice Cristian Arboit. Allora, Patrizio Miatello, anni di manifestazioni, di proteste, di trasferte a Roma per parlare con i politici, qualche volta i politici sono venuti qui, hanno fatto grandi promesse. Chi è che vi ha dato una mano, insomma? Chi è stato il più disponibile? Insomma? Diciamo che il fondo è partito a luglio 2017, quindi al di là della puntualizzazione che ha fatto la signora, perché poi c'è chi ha dato in vari momenti più
contributi, però dal 2017 siamo partiti a creare il principio. Con chi abbiamo creato il principio? Con il supporto di tutti i partiti, quindi Lega, 5 Stelle, all'epoca c'era il PD, se non c'era il sottosegretario Baretta all'epoca che riusciva a fare l'emendamento Santini che creava il principio di vittima, perché vi ricordo che all'epoca tutti erano, cioè i risparmiatori erano azionisti e nessuno avrebbe mai scommesso un centesimo che si portasse a casa qualcosa. Quindi dopo c'è stato tutto il passaggio, ci sono stati 4 governi, è vero che il governo Lega 5 Stelle è stato fondamentale da un certo punto di vista, quindi è vero il Villarosa, è vero anche che però c'è stato un contributo della Lega, quindi il Bitonci, il sottosegretario Bitonci, che assieme avevano messo il 1,5 miliardi. Ecco, quindi ognuno poi ovviamente se non ci fosse stato il buon Villarosa che l'8 di agosto faceva firmare Tria non ci sarebbe niente. Se non ci fosse stato il ministro D'Incà che al 29 di settembre ha fatto da garante come governo, perché là cominciava già a essere in crisi il governo, perché purtroppo abbiamo passato 4 governi, direttore, no 1. Quindi però la politica, perché vediamo se un'associazione non è d'accordo su 20 associazioni crea problemi, figuriamoci un parlamentare, cioè su una cosa delicata dei conti dormienti, cioè adesso stiamo pagando la gente, la stiamo salvando grazie a, lo ripeto, a un ente che è un pubblico, la Consap, che sta facendo le cose straordinarie. Adesso, per dire, 10.000 persone obbligazionisti, che lo do questa sera come notizia, sbloccano e probabilmente al più presto entro fine maggio, perché c'era il problema dell'ente che controlla se gli obbligazionisti hanno diritto, quindi c'era tutto uno scaricobarile grazie alla segreteria tecnica di Consap che lavora, chi è che lavora sabato e domenica? Guardi però, perché ci sono solo messaggi a favore della Consap, ha dimostrato incompetenza e inadeguatezza in un anno su 144.000 domande, ne ha lavorate meno di 4.000. No, non sono 4.000, questi signori sono disinformati e queste persone sono oltre 50.000 già pagate, hanno iniziato il 5 di ottobre col Covid. E noi, i nostri, il 95%, chi ha fatto le domande non ha dormito, quindi chi scrive 4.000 è disinformato. Ecco, ovviamente tutti vorremmo che domani pagassero tutti, ma c'è il Covid, hanno cominciato il 5 d'ottobre, hanno dovuto fare doppi controlli, perché se non partiva il fondo con gli anticipi, che adesso devono fare i saldi, non ci sarebbe niente. Quindi fra dire e il fare c'è di mezzo il mare. Quando le persone sono arrivati già oltre 200 milioni adesso, la gente che sta aspettando è quella che ha aspettato a fare le domande. Poi c'è stato il Covid per tutti, quindi quando io vedo un ente pubblico che lavora, che sono in quarantena e fanno i bonifici da casa, io non l'ho mai vista sta cosa qua. Detto questo, tutti avremmo voluto prima, il tempo è stato perso quando c'era prima e l'ho detto e lo ripeto. E perché? Perché la politica invece di fare squadra voleva sempre far meglio, tutti volevano metterci la bandierina e intanto la gente moriva. E allora è per quello che io dico, stiamo attenti, impariamo da quello che è successo con le banche. Il fondo è stato progettato ed è stata data l'idea da dei privati cittadini, non di partiti. Siamo riusciti a unirli tutti, ma perché c'erano i morti. Questo abbiamo fatto. Allora, adesso intanto io tranquillizzo la signora Zamperoni, perché ce ne sono 30.000 come lei. Avete visto la signora Zamperoni? Sì. Ha 84 anni, lei è in gamba, però comincia a cedere. E lei, io dico alla signora Zamperoni, lei massimo vedrà che settembre, agosto-settembre, siccome loro sono gli ultimi, perché sono quelli che teoricamente hanno di più, quindi hanno perso di più,
devono aspettare, insomma, però si parla di mesi. Quando siamo partiti come quel messaggio là a 4.000, eravamo a ottobre a 4.000, dopo cos'è successo? Hanno fatto una montatura mediatica contro Consap e c'è stato anche qualcuno che ha fatto un emendamento per mettere delle sottocommissioni adesso che stanno funzionando. Ma se finiscono entro il 31/12/2021, cosa vuoi andare a mettere? Delle sottocommissioni pagate quei soldi dei risparmiatori. Gattello, devo andare avanti perché il tempo nel frattempo... ho finito, direttore. Quindi io dico a tutti i risparmiatori, quelli che hanno fatto la domanda entro una certa data li ricevono e gli altri li riceveranno a mesi, insomma, tutto qua. Allora, ovviamente senza turismo, un'altra delle categorie più colpite è quella dei tassisti. Oggi i tassisti di Confartigianato Treviso hanno incontrato il prefetto. Vediamo, poi torniamo ancora dai nostri ospiti, dobbiamo anche andare in pubblicità, il tempo è tiranno. Vediamo. Giornata di mobilitazione nazionale per i tassisti che nel corso dell'assemblea online organizzata da Confartigianato Taxi Veneto hanno raccolto le loro istanze che in tarda mattinata ogni associazione provinciale ha presentato al proprio prefetto. Anche a Treviso una delegazione ha incontrato il prefetto Laganà per illustrare le richieste da far arrivare al governo. Un sostegno economico adeguato perché i nostri ristori sono arrivati pochi e molto discontinui. La sospensione delle proroghe dei mutui e dei leasing, molti nostri colleghi hanno dei leasing, un anno bianco fiscale anche perché non abbiamo guadagnato niente, pagare le tasse su quello che non abbiamo guadagnato, e così l'esenzione dall'IRAP e dall'INAIL, un eco bonus per l'acquisto delle auto elettriche, la reintroduzione della detassazione delle accise sui carburanti. E a proposito del voucher taxi istituito per accompagnare i cittadini nei punti vaccinali dai tassisti, un'ulteriore richiesta. Un ampliamento della base in modo che molte più persone possano usufruire di questi voucher per il personale. Ma i tassisti guardano con moderata fiducia ai prossimi mesi. Sperando tanto dall'aeroporto, dalla riapertura dell'aeroporto dei primi di giugno. Sicuramente le vaccinazioni stanno dando una mano alla situazione economica e vedremo, secondo me, dopo l'estate si comincerà a ripartire. Servizio di Francesca Bozza. Pignalvero, allora, se oggi il Movimento Più Italia facesse parte del governo di larghe intese, voi in che posizione sareste? Insomma, se sareste nel governo o sareste all'esterno, all'opposizione? No, sicuramente saremo in opposizione e comunque con delle proposte e dei progetti cantierabili, quelli che oggi attualmente non vediamo, da sia tassisti che anche ristoratori, palestre e quant'altro, anche perché diceva prima il signore che nessuno andrà su in montagna a mangiare all'aperto a 3 gradi, però credo che anche all'interno di una città c'è questa problematica, perché chi non ha lo spazio fuori non può mangiare, però questo governo continua a non rispondere a determinate domande, come ad esempio in autogrill si può tranquillamente mangiare e prendere un caffè, e quindi comunque mettere in condizioni quei ristoratori alle ore 22 di stare chiusi e magari non avendo posti, non facendo mangiare le persone e quindi non guadagnando. Ma tutto questo parte sempre a monte, cioè mi deve giustificare il governo come è possibile, tipo Giorgia Meloni che oggi si trova attualmente in opposizione, come potrà domani dire sì a un centrodestra unito dove comunque stragrande maggioranza, anche ad esempio oggi la salvata di Speranza, sono due idee contrastanti, e quindi io voglio dire agli italiani cosa ancora facciamo credere quando si andrà a votare sia un centrodestra unito e adesso però fa gola dividerci quella poltrona? A questo punto credo che lo scivolone fatto da Giorgia Meloni a Maurizio Gonzalez Show, che comunque a questo punto conferma il fatto perché si trova in opposizione, ma perché i conservatori gliel'hanno quasi imposto. Quindi queste sono tante domande che purtroppo gli italiani non hanno delle risposte, ed ecco anche perché nasce il Partito Più Italia, perché comunque credo che questa politica, oltre ad essere la politica della poltrona, credo che sia anche
una politica poco cristallina e che comunque non per gli italiani. Allora andiamo in pubblicità, poi torniamo con il professor Pontelli, con Rosa Poloni. Continuate a scriverci, grazie, a tra poco. Ultimissima parte di Focus, vediamo la riapertura dei cinema e poi torniamo alla danza con Manuela Pagot, vediamo. Finalmente, noi abbiamo i nostri... certo. Vediamo Corpus Christi. Santa Maria del Rovere, ore 14. Il Cinema Edera riapre le sue porte a lungo rimaste chiuse. Clienti affezionati, amici di vecchia data, giovani cinefili. Un gesto, quello di comprare il biglietto, che ha il sapore di una liberazione. Volevamo essere qui al primo spettacolo. Mi è mancata da morire. Madonna, le ore lui. Sì, cara, dai. Abbiamo avuto nostalgia del cinema, non solo di questo cinema, del cinema. Io sono in un'ora in anticipo per lo spettacolo, quindi sì, sono molto pronto. Non vediamo l'ora. Vengo a vedere Nomadland e domani vado a vedere l'altro. Siamo felici di poter ricominciare e le premesse sono molto buone perché abbiamo molta richiesta. Le persone che sono presentate, quelli che hanno chiamato, erano ansiosi di ricominciare, quindi partiamo sotto i migliori auspici. Ho voluto essere tra i primi, la cosa che mi è mancata di più. Attendeva con ansia. Con ansia. Domani vado a fare il vaccino, la speranza è di continuare a ritornare al cinema. Il Cinema Edera di Treviso. Allora, Manuela Pagot, dicevamo prima, non c'è un albo professionale per chi ha una scuola di danza, insomma, per chi insegna danza, no? In Italia. Per quello si parla di palestre in genere e diciamo e comprende tutto, la palestra, la scuola di danza, però è una cosa diversa, cioè infatti si chiama scuola. Noi prendiamo i bambini dai 3 anni e attraverso un percorso di predanza, di propedeutica, li avviciniamo al mondo della danza, che è il mondo meraviglioso perché non è solamente movimento. La danza va oltre a 1000 sfaccettature, oltre che l'esercizio fisico, è un esercizio mentale, è un controllo dalla punta del piede alla testa e ha dei benefici anche dal punto di vista veramente personale e ci sono dei bambini con della dislessia e hanno trovato che con la danza la dislessia migliora. Una volta i bambini che avevano problemi di scoliosi, cioè di scoliosi ma anche forte, li buttavano in piscina perché dicevano faceva bene, no? Gli ultimi studi hanno trovato che non fa bene il nuoto ai bambini con la scoliosi, perché, perché il movimento è un movimento nell'acqua, un movimento anormale, cioè dopo il bambino deve stare in piedi. Quindi attraverso la danza noi costruiamo una muscolatura, poi essendo un movimento bilaterale lavoriamo la parte destra e la parte sinistra allo stesso modo, quindi costruiamo tutta la muscolatura interna che permette anche nel caso di qualche malformazione della colonna vertebrale di aiutare questa cosa. Infatti in questo momento che ci sono dei bambini che dovrebbero continuare, hanno il corsetto, devono continuare l'attività attraverso le mie lezioni di danza, non lo possono fare. Ecco, dottoressa, se il presidente Palasgo, il sottoscritto, Miatello, Pontelli e altri ospiti, tutti gli ospiti che sono qui, volessero cimentarsi nella sua scuola di danza, possono farlo per età, per prestanza fisica o siamo tagliati, tagliati fuori? Al punto la danza proprio è aperta.
la danza è aperta a tutti. Per ballare sulle punte devo tagliarmi le unghie dei piedi? No, adesso cioè, a parte gli scherzi, veramente la danza concepita come veramente come movimento è aperta a tutti. Ovviamente all'interno della danza ci sono le varie discipline e i vari insegnanti formati per seguire tutte le discipline. Cosa vuol dire? Abbiamo il Pilates, abbiamo la ginnastica per la terza età, e questo aiuta qualsiasi fascia d'età, perché il movimento è fondamentale. Cioè, io sto portando avanti questa guerra per la salute. Qua non si parla di fare il balletto o fare il saggio di fine anno, qui si parla veramente di continuare a far fare a tutte le persone un movimento per la salute, e la salute è fondamentale in questo momento. Dottoressa, allora vediamo un breve contributo che a Palazzo di Trecento a Treviso, vediamo queste ragazze. Questo l'abbiamo fatto ieri, dedichiamo a tutti. Grazie dottoressa, grazie molte. Allora, partita oggi, vi dicevo prima, le vaccinazioni stanno andando avanti e il 15 maggio dovrebbero essere già completati tutti i sessantenni e si inizia con il blocco dei cinquantenni. Vediamo in Fiera Vicenza, 21.000 i prenotati fino al 20 maggio, solo a Vicenza, vediamo. È andato benissimo. Sono veramente bravi, ecco, proprio organizzati. Sono contenta anche perché sono una fifona, perciò sono contenta di averlo fatto, veramente. Cosa le hanno fatto? Il Pfizer. È contenta di aver fatto Pfizer? Sì, volevo quello o Moderna, io volevo uno dei due. Veloci proprio anche, no? Sì, proprio. No. Sono contenta, proprio contentissima, grazie. E com'è andata a prendere la prenotazione bene? È stata veloce? Sì, abbiamo trovato tutto, è andato tutto liscio. Sono gli over 60 che da oggi hanno visto l'avvio della vaccinazione. 26.000 i posti aperti alle prenotazioni da parte dello slotto Berica, di questi già 21.000 sono prenotati con una copertura intanto fino al 20 maggio, poi si apriranno nuove slot di prenotazioni. In fiera a Vicenza, come negli altri punti vaccinali di Valdagno e Trissino, si vaccina ad una media di 1.500 soggetti vaccinati al giorno. Vaccinazioni che continuano anche in questi giorni per gli over 70, over 80 seconda dose, oltre a fragili e vulnerabili. Soddisfatti gli ultra sessantenni arrivati in mattinata in fiera. Bene, bravi, sono stati organizzatissimi. Ma siete contenta di farlo finalmente? Perché insomma... Certo, eravamo qua che aspettavamo da tempo. Com'è andata, le chiedo? Benissimo. È contento di averlo fatto? Adesso sì. Adesso sì, perché dice era tanto che aspettava. No, avevo paura. Non mi sono accorto niente, niente. Ma è contento, era ora, l'aspettava? Sì, insomma, fa piacere farlo. Adesso si sente più libero? Certo. Mio marito, Suo marito l'ha fatto oggi e lei quando? Che giovedì prossimo, al 6 di maggio. È contenta? Beh sì, certamente. Speriamo che dopo le cose vadano meglio. Servizio Gabriella Basso. Allora professore, lei si è vaccinato? Io mi vaccino il 7 di maggio, venerdì 7 maggio. 7 di maggio. La Rosa Poloni? Io mi vaccino domani. Io avevo un po' di dubbi, però ho due figlie, una medica e una infermiera, non potevo avere dubbi, cioè non mi hanno lasciato avere dubbi. Certo, ci mancherebbe. Loro sono entrambe vaccinate con Pfizer, quindi tu mamma devi vaccinarti. Domani ho prenotato con un po' di... però insomma dopo mezz'ora sul portale ce l'ho fatta prenotare da sola, quindi no. Allora il professore si vaccina domani, io mi sono vaccinato già AstraZeneca, quindi AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, vanno tutti bene, non bisogna avere timori, insomma. No? Professore, no, volevo fare una domanda sull'economia di altri paesi. Ho letto oggi un pezzo sul Guardian che diceva tutti quelli che sostenevano che la Gran Bretagna sarebbe morta e defunta una volta uscita dall'Europa, adesso devono venirci a chiedere scudo. Guardi, a parte il fatto che io non pensavo che l'esito della Brexit fosse a favore dell'uscita, ero convinto del contrario. Io mi ricordo che Riccardo Ruggeri
scrisse un articolo su di me sull'Italia Oggi, perché io avevo detto nel 2000, nei mesi successivi, guardate che la Gran Bretagna è messa molto meglio di noi perché aveva un bassissimo debito pubblico rispetto a noi già allora, e i dati di oggi confermano sostanzialmente le nostre previsioni. L'Inghilterra cresce del 7,8%, noi ci va bene del 4,2%. La media europea è del 6%, perché loro crescono più di noi. Le esportazioni in Gran Bretagna italiane sono diminuite quando sembrava che la Gran Bretagna dovesse affondare senza... Questo io non è che fossi a favore della Brexit, intendiamoci, avrei preferito che fosse rimasta all'interno. Però è altrettanto evidente che tutte le previsioni, io mi ricordo, gira ormai su internet, Mirta Merlino, la sterlina si affosserà e diventeranno poi, la sterlina è ai massimi livelli attualmente e l'Inghilterra cresce. Per di più, mettiamoci un'organizzazione con i controfiocchi per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, loro sono già pronti a ripartire. Questo cosa vuol dire? Che probabilmente i veri sconfitti non siamo noi italiani, ma è la burocrazia europea. L'Unione Europea non può essere un insieme di burocrati che, come si parlava prima, creano commissioni e sottocommissioni che si controllano e viceversa. Bisogna che ci sia una maggior immediatezza nell'azione politica. Invece l'Unione Europea, così come adesso, è semplicemente un'unione burocratica che fa gli interessi di chi ci lavora dentro, raramente gli interessi dei paesi partecipanti. Anche perché, tanto per ricordarci un po' negli ultimi anni, l'Unione Europea ha votato a favore dell'importazione dell'olio tunisino, assolutamente a discapito della nostra produzione di olio d'oliva e qui in particolare delle regioni meridionali, anche perché per ricordarci che noi dimentichiamo il meridione, ma sono gli stessi europei, gli stessi parlamentari italiani che si dimenticano il meridione e hanno anche rinnovato, raddoppiato la capacità di importazione dell'olio tunisino, per cui è evidente che ognuno deve badare agli interessi generali e un po' i propri. Noi invece da 15 anni a questa parte abbiamo completamente abbandonato gli interessi del nostro paese perché viviamo in questo ectoplasma di superiorità morale, etica, tipicamente di una certa classe politica, per cui noi vivremo, io faccio sempre questo esempio, 1998, 8,5, direttore era Ferrara. Presidente del Consiglio era D'Alema, una delle persone che io ancora adesso considero tra le più pericolose del nostro paese, tanto è vero, basta vedere la storia dei ventilatori di qualche mese fa dove c'era il suo endorsement. Alla domanda, ma Presidente del Consiglio, non vede che noi abbiamo delle aziende in crisi? Risposta, ma cosa vuole che le dica? Noi siamo un'economia post-industriale, noi vivremo di servizi. Noi da allora abbiamo rincorso questo idiota, stupido, maledetto modello economico che ci ha portato ad aumentare la spesa pubblica in 20 anni dell'85%, di perdere una quantità infinita di aziende di produzione. Solo adesso, e solo in certi micro distretti industriali che si sono specializzati, hanno investito anche in digitalizzazione, riusciamo a competere nel mercato generale. Però se io vado a vedere appunto un nuovo piano di rinascita, di ripresa e resilienza, faccio un piccolo parentesi. Guardate che questo piano non è un piano di rivoluzione, perché la resilienza è un termine tessile, indica la capacità di un filato di tornare nella sua posizione originale una volta sottoposto ad una pressione, che è la lana. Esatto, che è la lana. Quindi qui è sbagliato parlare, bisognerebbe invece ragionare in termini per riportare la nostra economia a prima del Covid. Invece si parla di rivoluzione digitali, coesione sociale, transizione ecologica. Vi faccio un esempio banalissimo per farvi capire. Io l'ho scritto oggi pomeriggio, l'ho mandato a Ivan oggi pomeriggio. Allora, si chiede una maggiore attenzione all'impatto ambientale. Poste Italiane l'altro giorno ha firmato un accordo con una società francese per la fornitura delle buste. Sapete dove fanno le buste? Sapete perché l'ha vinta l'azienda francese? Perché le fa produrre in Romania. La Pini è di fronte al centro di distribuzione delle poste e le vanno a fare Roma, quindi va di là, viene di qua. E questo sarebbe l'impatto ambientale che una società partecipata dallo Stato dovrebbe seguire? Allora in Veneto si sentono troppe offese fatemelo vedere un attimo, verso gli specialisti di virus, ma chi apre la bocca a vuoto non è dottore di medicina e neppure infermiere, è una vergogna. Uno dei pochi messaggi a favore dei virologi. Allora vorrei chiudere con Alain Luciani, mi
purtroppo non abbiamo tempo anche per risentire Paolo Benvenu. Oggi si parla molto di sicurezza dopo il fatto di Cuneo, no? Luciani, il gioielliere che ha ucciso due rapinatori, legittima difesa, è sempre legittima difesa, diceva Salvini. Volevo, a proposito di sicurezza, tornare sentirla sul fatto di Padova, no? La polizia locale, le polemiche, l'accostamento alla vicenda di George Floyd, come si è conclusa quella storia? Beh, la storia si è conclusa come avevamo immaginato. Insomma, chi conosce il corpo di polizia locale di Padova sa che è formato da agenti scelti e persone di massima professionalità. E quello che invece è sconcertante è, come sempre, la strumentalizzazione della politica. Abbiamo una parte della politica, l'estrema sinistra, coalizione civica, che ha cominciato invece a gettare discredito invece su uomini e donne che non sono altro che padri, madri, lavoratori, che invece stavano compiendo il loro lavoro e anzi hanno dimostrato grande professionalità. Tra l'altro la stessa forza politica che tenta sempre in ogni modo di ridurre anche la professionalità dei nostri uomini e anche la loro sicurezza. Perché dico questo? Perché ad una mozione fatta proprio dalle opposizioni, dalla Lega ma anche Fratelli d'Italia, quindi comunque l'opposizione tutta, sulla richiesta ad esempio delle body cam, che in questo caso avrebbero dimostrato in 30 secondi cosa era successo, e si fanno sempre orecchi da mercanti. Quando si chiede che i nostri uomini vengano messi nelle condizioni di lavorare in maniera dignitosa e che abbiano almeno gli strumenti minimi per farlo, è proprio per questo. Siccome è inutile negarselo, le forze di polizia locale, i vigili, non sono mai stati visti, non hanno mai un buon occhio nei confronti dei cittadini, perché sono coloro che purtroppo devono farci le multe, secondo me è un messaggio devastante, bruttissimo, da mettere in pasto ai quotidiani, il fatto di dire hanno fatto un atto clamoroso, vergognoso, quando la procura ha dimostrato in pochissimi giorni che in realtà hanno agito molto bene e anzi hanno aperto un'inchiesta invece sulla reazione che ha avuto sconsiderata di questo ragazzo che ha reagito all'arresto. Tra l'altro tutti dicono che questo sia anche un bravo ragazzo, un lavoratore, non si capisce cosa sia successo, cioè il perché a un certo punto questa persona non abbia semplicemente, visto che era senza mascherina, chiesto scusa, dato il proprio documento e probabilmente forse con un'ammenda semplicemente se la sarebbe cavata. Quindi ecco, questi sono i messaggi che dobbiamo cercare di evitare che passino, cioè discreditare a prescindere lo Stato in qualsiasi momento. In questo caso la polizia locale, in altri casi sono i giudici, in altri casi sono le forze di polizia. Guardate che brava la Guardia di Finanza a Padova, che ha fatto un'operazione meravigliosa, che dovremmo ringraziare tutti. Quindi voglio dire, certo che ci sono delle melamarsi nei sistemi, purtroppo ci sono, esistono come in politica, ma non sono, e la stragrande maggioranza sono brave persone che fanno per bene il loro lavoro. Quindi questo è un po' la questione. Hanno gettato fango su un corpo di polizia che invece ogni giorno ci ha aiutato, e anche durante il periodo Covid, soprattutto nella prima fase, è stata a fianco dei cittadini, non contro i cittadini. Benissimo, li hanno aiutati in tutte le situazioni. Chiarissimo, grazie. Professoressa. Sì, io allora adesso dico una cosa. Sì. Io 3 anni fa sono stata operata di un tumore al seno. Io ho trovato nella danza comunque la forza per continuare, e dopo ovviamente della forza dei miei 3 figli che ovviamente ti danno l'energia. Io dico che fermare il mondo dello sport, del movimento, è come fermare un modo per guarire a tante persone. Quindi io mi rivolgo a tutte le persone che hanno la possibilità di migliorare questa condizione, perché così non si può andare avanti. Un messaggio molto, molto importante. Allora, grazie molte ad Alain Luciani, arrivederci Luciani, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Paolo Benvenu, mi scusi, oggi abbiamo avuto problemi appunto col collegamento, per cui insomma ci sentiremo presto comunque, anche in studio magari se può. Non è un problema, grazie a voi. Grazie molte. Ciao Paolo. Grazie alla professoressa Manuela Pagotta, arrivederci, grazie molte. Patrizio Miatello. Buonasera. E state tranquilli risparmiatori, andiamo avanti con forza maggiore, perché vediamo di portare a casa anche qualcos'altro. Bene. Presidente Palasco. Buonanotte e sempre viva San Marco.
Francesco Pontelli, professore, grazie. Grazie mille dell'invito, buonasera a tutti. Molte. Grazie Rosa Poloni, lavoratori precoci. Io volevo ricordare Rosa, che domani alle 5 tutte le aziende dei ponteggi si fermano per ricordare Mattia Battistelli. Alle 5, cioè sono gli imprenditori, le aziende che si fermano per ricordare, perché è veramente una cosa grande. Quindi alle 5 un minuto di silenzio in tutte le ditte edilizie, in tutte le ditte, sperando che non succedano più queste cose. Mi associo. Ha fatto bene a ricordarci. Tutti abbiamo un vicino di casa che va a controllare il COP sul tetto, che non bisogna, la vita è una sola, vi prego. Fatto bene a ricordare, domani alle 5 allora. Fabrizio Pignalberi, Movimento Più Italia, grazie Pignalberi. Grazie mille direttore per l'invito, buonasera a tutti. Grazie. Arrivederci a tutti, Fabrizio Bazzoni in regia, questa sera con Marco Gagliazzo, e ci vediamo domani sera. Arrivederci.